Una delle società più grandi ed in continua espansione della provincia veneziana è la Miranese Volley. A Milano si fa pallavolo sia nel settore maschile che nel femminile. Noi contiamo su 250 tesserati fra il settore maschile e femminile e militiamo nel settore maschile dal mini volley fino alla Serie C, nel settore femminile dal mini volley fino alla prima divisione. La storia della Miranese Volley è ultratrentennale, come ci spiega il presidente Frasson. Praticamente la Milanese Volley è nata nel 1975, quando alcuni giocatori qua del mitico squadra del San Giorgio si sono ritrovati per cominciare a giocare a pallavolo qui a Milano, essendo loro nativi di questo paese. La prima squadra maschile prende parte al campionato di Serie C ed è particolarmente giovane. La squadra è composta da gente giovane, quindi gente di 20, 19, 18 anni che arrivano da società diverse e che quindi cercano di dare il meglio di sé per fare il meglio possibile, ecco, senza pretese grandi ma facendo il massimo, ecco. Non è di certo un'impresa semplice prendere parte ad un campionato DC con una squadra così giovane. È una bella sfida perché appunto, come dicevo prima, il campionato di Serie C non è un campionato semplice, soprattutto se lo affronti con una squadra giovanile, però è una necessità a noi di cercare di allenare questi ragazzi, di testarli su un campionato il più alto possibile. In realtà questa squadra nasce da una serie di collaborazioni messe in piedi dalla Milanese con altre società. Questa Serie C è il frutto di un progetto che è nato l'anno scorso assieme al Venezia Volley, assieme a qualche altra società come il Martellago, di valorizzare i nostri giovani. Quindi abbiamo pescato tutti i migliori talenti che abbiamo all'interno delle nostre società, li abbiamo fatti allenare da bravi allenatori per cercare di valorizzarli. Questa squadra qui è il proseguo di un progetto di questo progetto e conta su una squadra di ragazzi under 20 che cercheranno quest'anno di mantenere quantomeno la categoria. Questo è il nostro obiettivo principale. Ma da dove provengono esattamente i giovani della Milanese? Sono varie provenienze tra società di Milano, Venezia Volley, Sisli Treviso, San Donà di Piave, per cui è un bel miscuglio di atleti con varie provenienze, però diciamo che abbiamo cercato anche una certa garanzia tecnica. L'obiettivo quest'anno è la salvezza, cercando di maturare più esperienza possibile nel campionato di Serie C. Siamo una squadra giovane, quindi come tutte le squadre giovani abbiamo da imparare e noi cerchiamo di dare il massimo e di crescere il più possibile. Milanese che vuole crescere con i giovani dunque, per diventare una società di riferimento nel territorio provinciale veneziano. Presenta una società, diciamo, che vuole diventare una società leader del settore maschile della provincia. Ci stiamo provando, infatti stiamo cercando di puntare tutto sui giovanili, sul reclutamento, soprattutto nel lavoro anche nelle scuole. Ecco quindi come la pallavolo a Milano sta costruendo il proprio futuro. Il progetto prende forma e già quest'anno, al termine del campionato, arriveranno i primi verdetti. La società è strutturata bene, io sono venuto qui a completare, o meglio finalizzare un lavoro che loro hanno già iniziato. Sono molto ben consolidati in tutte le categorie giovanili per quanto riguarda la pallavolo maschile. E sì, il mio compito è un po' di coordinare dal punto di vista tecnico, sono il referente tecnico per quanto riguarda il settore giovanile e devo dire che mi sono già trovato in un ambiente ottimale da questo punto di vista.